Sëriñ Asan kenn la woon ca booba woon ba wile yoon kenn gisul kemam feneen buur bee ko baddil bay salaam ku mel ni kii te du la laaj hëddiye mukk du ko laaj wutuli taalibe ku laaj lum yore jox la cey salaam xam nga di waxte xamuloo foo mën a yam lii sedduloo ku nar a gas géej bëgguloo noppalu gonga mooy salaam. Signor Sindaco São Mauricio di kenn koo xamante ni ñun ñi nekk ak moom ci dëkk bi gis nañ ni nga xamante ni noonu la ñu téye duñ bëgg dara ci dëkk bi mu des ci moom bi mu yoree réew meeg léegi bi mu yoree dëkk beeg léegi te taxawu ci ni mu ci war a taxawee bis bii biñ ko waxee ku ne xam ne ne amut ay jot mais daa bàyyi yitteem yëpp ñëw teew ci bis bi ba ma ko waxee dane ma damay bàyyi sama yitte yëpp ñëw too ci bis bi ndax yéen ni ngeen nekkee ak man ci dëkk bi kon kooku bu ñëwee bay wax di jël parole wala sëñ Moussa mii nga xamante ni moom la ñuy xoole jëmmi Seydina Assane Salam kon bu dee wax kenn ku ne war naa mën a dal ba li nga xamante ni li ñuy wax danañu mën a jariñ. Signor Maurizio, Serigne Moussa Salam, il nostro guido spirituale in questa città di San Maurizio d'Apoglio, vi ringrazio per il vostro, vi ringrazio di essere qui tra noi in questa giornata che è una giornata speciale e molto importante per tutta la comunità senegalese. Questa giornata celebriamo il signor Seydina Al-Hassan Salam, che è un guido spirituale di questa comunità senegalese. Di qui il signor Moussa Salam, qui presente al vostro fianco, è uno dei suoi figli. Questa giornata è molto speciale. La comunità Serigne Moussa Salam ha detto che vi siete il benvenuto qui in questa cerimonia che festeggiamo nella vostra città, e dice a tutti i discepoli, tutti i senegalesi qui in questa città sono pronti ad accompagnarvi nella vostra missione in questa città, di rispettare le regole. Come sapete, tutti i senegalesi rispettano le regole di questo paese per una buona inclusione in questa città. Serigne Moussa Salam ha detto che tutti i senegalesi che stanno qui in questa città Serigne Moussa Salam ha detto che questi senegalesi in questa città rispettino le regole di questa città, di accompagnarvi sulla vostra missione, che Dio vi accompagnerà su questa missione in questa città. Questa giornata lo dedichiamo a Seydina Al-Hassan Salam. Vi diciamo un poco chi è Seydina Al-Hassan Salam e perché festeggiamo questa giornata. Vi leggo un poco questa testimonianza sulla vita di un erede musulmano, i suoi insegnamenti che hanno permesso a migliaia di persone di ritrovare sulla via della rettitudine. Seydina Hassan Salam nacque di lunedì 18 del giorno del mese del Maulud nel 1912 in Babu, un comune, una città che si trova nella regione di Diourbel.
Seydina Al-Hassan Salam, privo di istruzione scritta, dichiarava che la sua conoscenza proveniente da Allah, affermava inoltre da Allah subhanahu wa ta'ala, affermava inoltre che Seydina Hudar gli aveva trasmesso 2 di suoi saperi, Ilmul Ladiyu e Ilmul Diraya, che gli permetteva di sondare i segreti della terra e del suo interno. Era capace, per la grazia di Allah, di leggere il destino delle persone che ci si presentasse. Seydina Hassan Salam aveva anche la facoltà di comunicare con i defunti davanti a una difficoltà. Informava i suoi familiari se questa persona stava bene all'aldilà. La sua relazione con Sheikh Ahmadou Bamba, che è Khadim Rasoul, che è il fondatore di questa fraternità che si chiama Muridismo. Serigne Touba era una figura centrale nella sua vita e spesso sottolineava il valore spirituale di questo santo uomo presso Allah. E in parte grazie a Seydina Al-Hassan Salam che molte persone, anche non muride, riconoscono Serigne Touba come un miracolo divino. Anche se Serigne Touba non è più tra noi dal 1927, Seydina Al-Hassan Salam manteneva una connessione spirituale costante con il ricevendo direttive da trasmettere ai discepoli. I suoi legami privilegiati si estendono ai suoi figli che avevano ottimi rapporti con tutti i figli di Bamba, che è Sheikhul Khadim. Tra questi si può citare la sua stretta amicizia con Serigne Fallou Mbacké, secondo califo di Bamba. Fu proprio Serigne Fallou Mbacké a donargli la sua casa a Diourbel, su istruzione di Serigne Touba, che gli ordinava di lasciare Khombol, dove risiedeva con la famiglia, per trasferirsi a Diourbel e compiere la sua missione. Serigne Fallou ordinò a Serigne Mbaye Sarr di procurargli un terreno e costruire una casa per la famiglia Salam. Serigne Fallou lo inviò in pellegrinaggio alla Mecca per compiere questo pilastro dell'Islam, che il pellegrinaggio è uno dei 5 pilastri dell'Islam. Cheikh Ahmadou Amin Bara Mbacké, figlio caloroso, ritrovi in ogni volta gli donava un cavallo affinché Seydina Al-Hassan Salam potesse proseguire il suo cammino. Secondo il racconto di Seydina Adama Salam, che è l'ultimo dei suoi figli, Serigne Hassan Salam diceva che la sua famiglia islamica è una sola e che fosse un governo, Serigne Touba ne sarebbe il capo legislatore e lui, Seydina Al-Hassan Salam, sarebbe il ministro delle forze armate. La sua relazione con la Umma islamica del Senegal. In Senegal, Seydina Al-Hassan Salam ha giocato il ruolo cruciale
come mediatore tra comunità religiose e nella promozione di attività di tolleranza e delle buone intese. Spiegava che di buona intesa. Sayyidina Al-Hasan Salam è un modello da seguire con determinazione. La sua profonda spiritualità e la sua posizione sociale non hanno minimamente compromesso la sua umiltà e gentilezza. Di natura calma e socievole, era una presenza rassicurante, particolarmente amata dai bambini. La sua disponibilità era sorprendente. Condivideva la vita di tutti, considerandoli parte di se stessa, mettendo ognuno sullo stesso piano, prima di qualsiasi materialismo. Distribuiva senza esitazione ciò che possedeva, concentrando la sua vita esclusivamente all'adorazione di Allah. Concludo soltanto per i giovani che stanno qua, dicendovi a voi giovani, in questo mondo che promuove la facilità, è fondamentale trovare esempi trascendentali. Sayyidina Al-Hasan Salam è una presenza significativa, le cui lezioni riguardano la fede attiva, la moralità individuale e collettiva, la dedizione verso gli altri. Vi incoraggio ad esplorare il suo percorso e ad integrare questi insegnamenti nelle nostre vite, nelle nostre famiglie e nella nostra comunità. Uniamo i nostri sforzi per concentrarsi questi valori di Sayyidina Hasan Salam che ci ha lasciati. Allora, in breve parole, festeggiamo questo giorno di questo Santissimo Sayyidina Al-Hasan Salam, padre di Serigne Moussa Salam, che sta al vostro fianco, un esempio nella comunità senegalese che ci ha trasmesso tanti valori di accoglienza, valori di trattare il tuo prossimo come te stesso, come si dice nel Corano. Ognuno di noi deve trattare il suo prossimo come se stesso. E quindi vi ringraziamo per stare qui in questa bella giornata. Serigne Moussa Salam vi è molto grato nella vostra presenza qui. Grazie, signor Maurizio. jërëjëf mbokk yi ñu ngi ñaan ngir yàlla kuy dégg sunu kàddu ñu ànd ak dal ak dégloo ñu ngi koy ñaanaat loolu ndigalu sëriñ bi la ndax coow liy jóge ci ginnaaw dafa xaw a foor tuuti ñoo ngi ñaan ngeen déglu ngir yàlla ak yonent bi jëmi Sayyidina Hasan Salam mi ñu fi boole bismillah. Allora, sì, ok. Buonasera a tutti, grazie di cuore per il vostro invito. Mi fa molto piacere essere qua perché è fondamentale comunque che un paese come San Maurizio, in cui ho il piacere di fare tengo questo, ok. Ho il piacere di fare il sindaco, diciamo, si ampli, diciamo, anche un attimino con nuove esperienze e nuove vedute di vita. La vostra comunità comunque è da anni che è presente qui nel paese
Siete arrivati qui a San Maurizio, come tanti anni fa c'era stata una forte immigrazione dal meridione. Siete venuti qui a portare non solo la vostra cultura, ma anche la vostra forza lavoro. Infatti, tanti di voi lavorate e prestate il vostro servizio in tante attività del nostro paese. E questo è una cosa sicuramente di orgoglio per noi di San Maurizio. Mi è fatto piacere ascoltare un po' la storia per noi, diciamo, di fede diversa, diciamo una storia diciamo di un come si potrebbe dire noi potrebbe essere di un sacerdote, insomma di questo tipo, però la cosa fondamentale che ho potuto capire in queste piccole, in queste brevi parole, che sono state molto chiare, è che l'importanza è il credere e il comportarsi. Io sono convinto che non c'è una religione cattiva, questo deve essere chiaro per tutti. Ci sono gli uomini cattivi e sono gli uomini che rovinano le cose. Questo dal punto di vista, diciamo, religioso. Ma questo non è solo dal punto di vista religioso, ma è anche dal punto di vista sociale, della vita comune. Perché è facile parlare, è facile dire cose belle, ma l'importante è metterle in azione. Ho potuto capire comunque, mi è piaciuto il passaggio dove veniva detto che bisogna parlare coi giovani. Questo è fondamentale, perché io sono dell'opinione che i giovani sono il nostro futuro. In questi 2 anni che sono sindaco ho tentato di investire, fare qualche cosa per le scuole, perché io credo comunque che i giovani sono il nostro avvenire. Però devono avere una guida sicura che le porti avanti. Quindi, ripeto quello che dicevo, non si possono avere tante o diverse religioni, ma quando, diciamo, il Dio comune è quello, l'obiettivo comune è quello, la bontà, l'aiuto è uguale, si può arrivare dappertutto. Veramente, io sono veramente contento che mi avete invitato in questa festa, perché per me è veramente una bella esperienza, una nuova esperienza di vita. Questo perché serve per ampliare come dicevo prima, ampliare i nostri orizzonti di vedere. Cioè, i popoli sono tanti, però la cosa importante è la comunione dei popoli. Cioè, quello anche nell'amministrare, che è una cosa che va al di fuori della religione, ma l'importante è accettare le idee di tutti, considerarli e vedere quello che va bene e quello che non va bene e tentare di far lavorare soprattutto per il nostro paese. La mia idea è questa, e quindi io continuerò ancora per 3 anni, che durerà ancora il mio mandato, a lavorare in questo modo. E sicuramente io per tutti sono, come dico sempre, io sono il sindaco di tutti, quindi chiunque può avere dei problemi io accolgo sempre tutti e parlo sempre con tutti, perché è fondamentale è il parlare, veramente. Non voglio dilungarmi molto, penso di aver fatto capire un pochettino la mia idea, come penso io, come deve essere il Paese per il futuro. Vi ringrazio veramente di cuore, ma veramente tanto, per avermi invitato, sono proprio contento, mi sono veramente commosso. Grazie. Sëriñ Asan kenn la woon
ca booba woon ba wile yoon kenn gisul kemam feneen buur bee ko baddil bay salaam ku mel ni kii te du la laaj hëddiye mukk du ko laaj wutuli taalibe ku laaj lum yore jox la cey salaam xam nga di waxte xamuloo foo mën a yam lii sedduloo ku nar a gas géej bëgguloo noppalu gonga mooy salaam